Bullismo e i disturbi alimentari sono sicuramente sfide importanti, significa promuovere la cultura dell'empatia, della consapevolezza, della prevenzione. Qui quest'oggi abbiamo sicuramente ospitato una conferenza stampa con ospiti autorevoli, associazioni che tutti i giorni lavorano e abbiamo portato un messaggio forte che si può sconfiggere sicuramente e vincere queste sfide, che sicuramente anche di fronte a queste sfide nessuno si deve mai sentire solo. La Regione Veneto col progetto Scuole, in questo caso il progetto Cialli, è al fianco di queste associazioni, è al fianco di questi professionisti e sulla scuola noi potremo investire perché pensiamo che sia non solo il consesso ideale ma soprattutto più efficace per trasmettere ai nostri giovani questi messaggi importanti e forti per il nostro futuro e per la nostra comunità del futuro. Autrice di 2 libri, con quale finalità? Il primo sicuramente è cercare di dare un nome all'emozione ai ragazzi, cioè uno spazio di riconoscimento, in modo che possano riconoscersi, e uso il racconto proprio come, visto che offre la possibilità di immedesimarsi nei protagonisti, perché i ragazzi possano veramente ritrovarsi e trovare delle risposte che magari non riescono. È un aiuto, ecco, dopo nei racconti ci sono sempre delle figure di transizione, quindi un pochino più grandi, che aiutano e accompagnano i ragazzi alle soluzioni dei vari problemi. I suoi libri sono anche rivolti ai genitori. Sicuramente sì, perché soprattutto nel mondo attuale, pieno di pericoli, soprattutto che vengono dal web, non è più possibile restare impreparati. Bisogna conoscere cosa fanno i ragazzi e sapere le risposte che trovano in internet ed esserci, non voltarsi dall'altra parte. Ricordiamo i titoli. Anche Cialli alle ali ha imparato a volare e l'armatura di Otto. L'impegno della vostra associazione. Soprattutto portare una massima attenzione su questa patologia, che purtroppo è una patologia che colpisce in maniera molto importante la fascia dei giovani e giovanissimi. Ricordiamo quale patologia. Stiamo parlando di disturbi alimentari, per cui anoressia, bulimia e biciti desorders, e portare soprattutto la sensibilizzazione, ma una corretta informazione e soprattutto una maggiore comprensione verso questa patologia, perché purtroppo è ancora una patologia nei confronti di quali ci sono stigma e pregiudizi. Quanto è importante saper parlare, dominare il linguaggio dei giovani, degli adolescenti? Allora, è fondamentale per essere credibili. Loro hanno bisogno di credibilità e di coerenza e poter riuscire a entrare nella loro modalità di comunicazione e fargli sentire che noi capiamo e ci siamo, vuol dire aprire un canale con gli adulti. Ieri un ragazzino mi ha detto mi sembra di essere un libro aperto. Ecco, questo credo sia la chiave, insomma, per poter aiutare i giovani. Il mio compito più che altro è fare delle descrizioni di scenario. Generalmente prima parla la psicologa, io sottolineo così quegli aspetti sociologici che sono complementari e quindi anche in questa occasione abbiamo focalizzato i problemi principali dell'adolescenza, però devo dire subito che poiché la finalità era la presentazione dei libri dell'autrice di Elisabetta Gemmo, tengo a sottolineare che la sublimazione narrativa della mission di Ali De Vita è particolarmente efficace, cioè bravi gli psicologi, bravi i sociologi, bravi anche i semiologi, però la narrazione, i racconti brevi col linguaggio che l'autrice sa condividere con i destinatari, i ragazzi, sono di una efficacia assoluta anche per gli scopi di questo progetto che è di leggerli e farli leggere nelle scuole e anche magari nelle famiglie e anche, come si diceva, come letture estive.